Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via e mi segno sui cuori, se io muoio, partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, partigiano. Per questo plotone festoso, un applauso. E allora, il plotone festoso, la democrazia è salva, la lotta partigiana ha vinto un'altra volta, la Costituzione è stata messa al sicuro, questo al Tribunale di Napoli, il video è diventato ormai virale, come suol dirsi, e peraltro anche a Milano hanno festeggiato svuotando i supermercati intorno le bottiglie di spumante e di champagne. Ho il piacere questa mattina di avere con noi Felice Manti, caporedattore del giornale. Buongiorno Felice, intanto, e grazie. Buongiorno. Il pezzo che tu scrivi oggi sul giornale inizia proprio con questa manifestazione di giubilo, altro che plotone. Il plotone siamo noi, abbiamo vinto noi dei magistrati di Napoli, città nella quale il no ha superato il 70-75%, mi sembra, la città di Gratteri, no? Che tu citi peraltro subito in apertura del tuo pezzo, perché io metto insieme un po' di cose. Bella ciao, in questo caso la bella potrebbe essere Giorgia Meloni, alla quale dire ciao, da parte del partito delle toghe, oltre che naturalmente da parte dell'opposizione politica che si va raggrumando, come abbiamo visto ieri in piazza con Landini alla scorta di tutti gli altri, Bonelli, Fratoianni, Elly Schlein, e tu però prevedi che sia alle porte una guerra al governo, che non è solo politica, come è logico, per certi versi normale aspettarsi, no? Ma una guerra al governo da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati e dei magistrati, forse a partire già dal caso del sottosegretario Del Mastro, della sua incredibile storia di società con una diciottenne figlia di prestanome della Camorra, tintinnar di manette e avvisi di garanzia già pronti a uscire. In 4 righe mi hai disegnato già nel tuo articolo di stamattina un futuro simpatico. La vedi proprio così, Felice? Guarda, allora, intanto bisogna dire che questo referendum ha riportato alle urne un sacco di elettori dormienti e questo è comunque per la democrazia e per questo paese un segnale molto importante. Bisognerà capire quanto di questo, probabilmente 3-4 milioni di dormienti, riusciranno a, diciamo, essere convinti da partiti politici a votare le prossime elezioni politiche o amministrative. Questa sarà, diciamo, la prima sfida. C'è da analizzare anche i flussi di chi ha effettivamente bocciato questa riforma. Se andiamo a guardare i numeri grezzi, ci sono 2 milioni di italiani che hanno fatto la differenza. Sarebbe bastato convincerne 1 milione per arrivare a un risultato, diciamo, di pareggio, di sostanziale pareggio. Certamente una sconfitta dal punto di vista delle riforme, perché dimostra ancora una volta che questo paese è riformabile. Non è una sconfitta politica nella misura in cui, per quanto è stato possibile, il governo non ha investito tutto quello che poteva investire, ma certamente
un po' di amarezza resta. Da qui a chiedere le dimissioni dell'esecutivo, secondo me ce ne corre, anche perché se ci sono 15 milioni di italiani che hanno bocciato questa riforma, ce ne sono 13 che invece la volevano. E questo è un altro discorso che, insomma, su cui dovremmo un attimino riflettere. Le scene di giubilo di ieri di Napoli e alcune considerazioni che hanno fatto ieri a caldo alcuni importanti magistrati, diciamo, ci consegnano uno scenario che noi avevamo ampiamente previsto, sia che fosse finito in un modo, sia che fosse finito in un altro. La credibilità residua della magistratura è praticamente pari a zero, nel senso che dopo queste scene di giubilo io voglio vedere chi è che ancora ha, diciamo, il coraggio di definire terza l'azione della magistratura. Ecco, tra l'altro, apro una piccola parentesi, tu citi anche, oltre al chi non salta, Meloni è, anche il chi non salta imparato è, cioè la magistrata che si era schierata chiarissimamente per il sì. Magistrati, proprio tanti, non ha importanza più, che hanno, diciamo, chiesto effettivamente di votare sì. Quindi diciamo che ieri la magistratura ha gettato definitivamente la maschera, o quantomeno la magistratura, la minoranza rumorosa della magistratura ha gettato la maschera, ma la mancata terzietà è una percezione che si ha rispetto a tutto il processo, tutto il sistema della giustizia. Per cui se questo referendum aveva in animo di restituire un po' di credibilità alla magistratura, non ci è riuscito da questo punto di vista, al netto, diciamo, del risultato certamente negativo. Cosa viene fuori? Viene fuori un paese, diciamo, difficilmente riformabile, con una Costituzione che ieri ho sentito anche un presidente di un tribunale dice: la Costituzione non si tocca, come se fosse, diciamo, appannaggio di un'elite. In realtà purtroppo la Costituzione è stata toccata e, diciamo, in molti casi con riforme sbagliate o quantomeno mal scritte, che hanno portato, penso al titolo quinto della Costituzione del 2001 di D'Alema, a una raffica di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Penso alla rinuncia del Parlamento all'immunità parlamentare e penso alla recente riforma che ha ridotto il numero dei parlamentari. Queste tre riforme scritte, diciamo, con un fine, con uno scopo che poi purtroppo non si è verificato, come qualcuno temeva sarebbe stata anche questa riforma, di fatto hanno indebolito la politica anziché rafforzarla. E di conseguenza, di fronte al tentativo del Parlamento, con una maggioranza semplice o, diciamo, chiara in aula, un po' più larga dell'opinione pubblica e anche dentro il centro-sinistra, con illustri costituzionalisti che hanno detto sì, effettivamente questa riforma va fatta, non è passata e probabilmente, io scrivo, il dossier giustizia resterà intoccato per un bel po'. Per cui questo paese si conferma vittima di questa sindrome per cui da 30 anni a questa parte la magistratura si è, diciamo, sollevata, si è eretta a giudice morale della politica, ha deciso di percorrere questa strada di valutazione delle leggi e non di semplice applicazione, come se fosse appunto una Cassazione, diciamo, allargata non solo alle sentenze ma anche alle leggi. Ha deciso di applicarne e disapplicarne alcune deliberatamente, manifestando anche questo convincimento ancora ieri. Ha dimostrato il suo volto più parziale, più partigiano, per usare un termine caro a loro e a, diciamo, a una parte di politica, e hanno finalizzato questa lotta contro il Parlamento sposandosi definitivamente a un partito politico, o meglio a una maggioranza politica. Per cui, diciamo, o la magistratura, quella sana, quella per la stragrande maggioranza sganciata dalle correnti, parliamo del 77% della magistratura, riesce al suo interno a riformarsi, cosa che io vedo francamente difficile, perché se no si sarebbe riuscita prima, o il matrimonio o, diciamo, il potere che questo Stato, questo potere esercita nei confronti dello Stato diventerà sempre più forte, che sono esattamente, ti chiudo la prima parte del ragionamento, le parole che ha utilizzato l'ex ministro della giustizia Giuliano Vassalli quando, dopo la riforma dell'89 che ha trasformato il processo inquisitorio in un processo accusatorio in cui accusa e difesa dovevano più o meno giocarsela alla pari in un processo davanti a un giudice teoricamente terzo, che terzo non può essere se fa le stesse carriere del PM, se decide a tavolino le carriere altrui del PM, doveva, diciamo, decidere in maniera, diciamo, scevra da qualsiasi tipo di condizionamento. E invece abbiamo migliaia e migliaia e migliaia di innocenti messi in carcere, 100.000 dal 92, migliaia e migliaia di innocenti che sono costretti a subire un processo che non avrebbe dovuto essere fatto, 200.000 sono negli ultimi anni, 30.000 persone costrette a un chiuso di detenzione risarcite con 1 miliardo di euro,
almeno 2 punti di PIL di mala giustizia che impedisce alle aziende di investire, e una serie infinita di sanzioni dell'Unione Europea, perché noi nei nostri processi comprimiamo i diritti alla difesa, i diritti al giusto processo e i diritti alla ragionevole durata dei processi. L'APG di Milano, Francesca Nanni, che i tuoi ascoltatori conoscono molto bene, ha detto: questa è la dimostrazione che gli italiani vogliono che noi continuiamo a fare la giustizia così. Bene, io non posso che prendere atto di quella che è la volontà popolare. Restano tanti problemi sul tappeto irrisolti, e resta soprattutto la minaccia lanciata da Gratteri delle colonne del Foglio e da altri magistrati di questa famosa rete che si deve tirare. E magari poi parliamo anche delle responsabilità politiche che evidentemente ci sono e di cui dobbiamo discutere. Ecco, intanto in questa rete secondo te finiranno i pesci di governo? Rispetto alle questioni legate a Del Mastro, mi sembra pacifico che sia stato uno scivolone e anche una leggerezza quella di fare affari con soggetti non perfettamente allineati e puliti, ma in questo paese dove le mafie, nonostante gli sforzi della legislazione antimafia e dei giudici antimafia, la mafia continua a imperare anche dentro la magistratura, l'abbiamo visto in più di una circostanza. È pacifico pensare che non si possano fare questi errori, soprattutto se tu hai un incarico di governo così delicato, e lì bisognerà bene capire come l'inchiesta andrà avanti e quali saranno anche gli esiti processuali. Ma io ne faccio più una questione politica, nel senso che il centrodestra deve certamente riflettere sugli errori, che sono un errore nella comunicazione anche nostro, anzi soprattutto nostro, perché ovviamente purtroppo, come sempre succede, le fake news hanno prevalso sulla informazione su un tema particolarmente ostico come la riforma della giustizia, la separazione delle carriere, l'alta corte, i 2 CSM, insomma questioni non proprio alla portata dell'uomo della strada, che noi giornalisti purtroppo non siamo riusciti a spiegare. Ha prevalso questa narrazione falsa che questa riforma avrebbe messo il PM sotto l'esecutivo, che è una eresia in termini proprio tecnici, perché anzi l'articolo della Costituzione 104, 105, 111 che venivano modificati, 107, dicevano espressamente che il PM risponde solo alla legge, non all'esecutivo, come succede altrove. Pensare che una riforma che riordina le correnti, schiacciate, lo dice l'ex giudice Guido Salvini, non proprio un pericoloso reazionario fascista, pensare che il CSM, che finora ha modificato e mortificato le ambizioni di tanti magistrati bravi, piegate agli interessi di correnti di destra, di centro e di sinistra, e quindi ne ha mortificato le istanze privilegiando altre carriere di altri magistrati, e questo sistema che questa riforma avrebbe voluto in qualche modo interrompere continuerà a manifestare le storture democratiche all'interno della magistratura e la mancanza di una vera meritocrazia all'interno della magistratura. Il fatto che tante decisioni assunte dal CSM, anche da questo CSM teoricamente più ascrivibile a correnti moderate, non correnti ideologiche come magistratura democratica che abbiamo visto nei mesi scorsi, negli anni scorsi, hanno preso delle decisioni, hanno spostato dei lead, dei magistrati a guidare delle procure anche delicate, e queste scelte, che sono evidentemente sindacabili o insindacabili a secondo delle convenienze politiche, sono state pesantemente ridimensionate da chi è stato escluso da queste decisioni per motivi appunto politici, non certo per motivi di merito. Quindi insomma la giustizia in Italia non funziona, non funzionerà a breve. Le storture e le permeabilità di una parte della politica che questi magistrati li prende e li porta in Parlamento, con tutta quella deviazione che noi abbiamo visto, continuerà. Io mi immagino che questo governo, che ha certamente nella sua compagine qualche persona, qualche soggetto che forse avrebbe dovuto essere un po' più prudente, contribuiranno a mortificare l'immagine di questo esecutivo, giustamente o meno lo vedremo, con rivelazioni e indagini che, anche se spesso e volentieri prive di costrutto, prive di prove, servono banalmente a dimostrare il solito teorema che questo è un governo di manigoldi, di delinquenti, di mafiosi, di massoni,
mentre dall'altra parte ci sono i buoni, i giusti, i corretti e i difensori di una Costituzione cambiata 22 volte fino ad ora, purtroppo in almeno 3 circostanze in peggio, che la magistratura oggi ci dice che non si deve toccare. Allora Felice, ti sottopongo il giudizio che oggi dà in un'intervista a Repubblica un avvocato, Giandomenico Cagliazza, presidente di uno dei comitati del si separa, già presidente dell'Unione delle Camere Penali, il quale riassume il tutto dicendo è stato un voto assolutamente politico, no? Portando all'estremo il ragionamento che facevi tu adesso. È stato un voto contro il governo, contro la premier Meloni e anche un no a Donald Trump e alla guerra. Questi fattori hanno pesato a tuo giudizio? Allora, una delle leve che ha agito in questo processo è stato, dicono gli esperti di flussi elettorali, il voto degli under 35 Sì. che si sono Ecco, abbeverati. perché Questo infatti dicono... Cagliazza parla di piazze, quelle che manifestavano contro il conflitto a Gaza sono quelle che si sono schierate contro la riforma della giustizia, tanti giovani. Sì, allora, guarda, io non ce l'ho con i giovani, ovviamente ognuno di noi è stato giovane in passato e ha fatto le sue fesserie da giovane, no? Siamo tutti perennemente giovani, ma diciamo il nostro tempo è, da quel punto di vista, è passato. I giovani si sono avvicinati a questo referendum attraverso i social, attraverso Instagram, attraverso TikTok, attraverso Facebook, anche meno, attraverso Facebook, insomma, attraverso i social, e lo dicono le rilevazioni di alcuni studi demoscopici e anche che hanno analizzato i contenuti che questi sono diventati più virali. Questi contenuti erano ampiamente premiati di fake news. Quindi i giovani non hanno avuto, diciamo, una narrazione accessibile, non comprano tanti giornali, non guardano i telegiornali, non perché i giornali non siano fatti per loro, ma perché ovviamente c'è un distacco rispetto a questo genere di strumento, e di conseguenza hanno capito male delle cose, evidentemente, ma questo non significa che non abbiano votato secondo coscienza, ma sono stati secondo me male informati. Certamente su queste vicende, quando si va all'appuntamento elettorale e si tira una riga, il sì e il no dipende moltissimo da quella che è la propria percezione dell'esecutivo. Io non oso pensare cosa ci sarebbe stato, cosa sarebbe successo a questo paese se al posto della Meloni e di una compagine di centrodestra tutto sommato solida ci fossero state le solite frizioni che abbiamo visto in questi anni in politica estera, ma anche in politica interna, con Conte, la Schlein e i Verdi rispetto all'impegno militare, agli equilibri internazionali, al ruolo dell'Italia nella crisi dell'Iran, al ruolo dell'Italia nella crisi con Israele di fronte a una maggioranza palesemente anti-israeliana. Io diciamo, credo che da questo punto di vista forse una riflessione andava fatta, ma comunque certamente hanno pesato una crisi economica, una congiuntura economica sfavorevole, un senso probabilmente di stanchezza, no? Perché comunque questo governo è stato uno dei più longevi, credo il quarto, e quindi in qualche modo l'italiano ha voluto mandare un messaggio, no? A modo suo, per dire, oh, attenzione, che non è tutto rose e fiori. Purtroppo l'ha fatto di fronte a una riforma che aveva, diciamo, molto più valore universale che un valore, diciamo, temporale, legato temporalmente a questa stagione della politica. Da qui a pensare che tutta questa maggioranza che si è saldata su ragioni anti-Trump, su ragioni pro-Pal, su ragioni anarchiche, come abbiamo visto nei giorni scorsi con questo attentato che avrebbe potuto e voluto evidentemente condizionare anche il referendum, diventi di fatto una maggioranza politica, ce ne corre. Certo è che il centrodestra si interroga su alcune leggerezze e alcune uscite che sono certamente costate una parte della credibilità, penso appunto al ministro Nordio, al suo capo di gabinetto Bartolozzi, sì, alla vicenda del Mastro e tante altre vicende, diciamo, più o meno significative. Certo è che però dal punto di vista politico non mi sembra che questa maggioranza possa reggere e possa coinvolgere, diciamo, questi ragazzi, questi giovani, questi dormienti nella nuova maggioranza. Bisognerà lavorare, però il segnale che arriva dal paese è un segnale di stanchezza su cui il governo si deve interrogare, ma da qui a dire che si deve dimettere con 13 milioni di persone che hanno detto che vogliono cambiare la giustizia, sostanzialmente la metà, mi sembra una cifra altamente importante. È stata un'occasione persa e purtroppo non credo che, ripeto, come ho già scritto, la giustizia diventerà un dossier facilmente, come dire, riapribile nei prossimi mesi, purtroppo. Ecco, questa opinione... Prego Felice, prego. No, temo che da qui alla fine delle prossime elezioni la dialettica
normale tra politica e magistratura diventerà e assumerà dei contorni sempre più netti, perché adesso sul tavolo ci saranno gli arrivi dei migranti con l'estate, le dichiarazioni di alcuni magistrati come Albano di Magistratura Democratica, che ha già detto che loro il protocollo Albania non lo vogliono vedere neanche, non lo vogliono prendere neanche in considerazione. Abbiamo visto quando la Meloni, sapete, che ha detto che questi magistrati riportavano in patria ladri, stupratori, assassini, no? Se uno va a guardare quello che è successo con il protocollo Albania, non può dare torto alla Meloni, perché cosa succede? Succede che alcuni immigrati con provvedimenti di espulsione che hanno commesso dei reati gravissimi, tra cui anche la violenza sessuale su minori, erano vittime di decreti di espulsione, che quindi avrebbero dovuto essere espulsi, non sono stati espulsi perché hanno fatto una domanda di asilo. Ora, chi segue le vicende migratorie, come purtroppo faccio io e anche alcuni giornalisti preparati, sa che queste richieste sono certamente strumentali, cioè uno ci prova, come si dice in questi casi, se va bene va bene. La magistratura è perfettamente al corrente del fatto che queste richieste, diciamo, di asilo sono strumentali, perché è chiaro che se tu hai veramente diritto d'asilo lo fai appena metti piede sul suolo italiano, non lo fai quando stai per essere cacciato. Per cui, diciamo, l'Albano ha detto chiaramente, nettamente in campagna elettorale, che loro il CPR dell'Albania lo vogliono svuotare perché secondo loro quel protocollo è sbagliato. Quindi c'è una legge dello Stato che la magistratura decide deliberatamente di non applicare, perché ritiene che ci sia un'altra legge, che è il diritto d'asilo, che sta cambiando e che cambierà, che è più importante del fatto che quel soggetto sia uno stupratore. Questo è il punto, questo è il tema su cui dobbiamo discutere, no? Lo stesso discorso dicasi per gli anarchici. Quanti processi agli anarchici sono stati compiuti? Il soggetto che avrebbe preparato la bomba, che si chiama Sciacca, era stato condannato a 5 anni, era attenzionato dalla polizia e dalle forze dell'ordine, ma non era in galera. Ma come fa un signore che fa le bombe a non essere in galera? Queste sono le domande che dobbiamo porci. Allora la domanda è: la giustizia in questo paese funziona? Sì o no? Secondo me la risposta è no, ma non solo per lo stupratore che fa domanda d'asilo o per il bombarolo lasciato libero. Perché? Perché purtroppo alcune garanzie vengono utilizzate strumentalmente solo a fini politici. Mi sembra naturalmente evidente che questo tipo di magistratura ideologizzata, orientata, esce rafforzatissima da questo voto, questo è ovvio, no? Sottolineano il fatto anche alcuni ascoltatori che ci scrivono via WhatsApp, Maurizio da Tripoli, Antonello da Seregno, dell'occasione persa, mentre Walter scrive un'altra cosa, te la giro al volo. Ieri mattina sono andato a votare, mentre entravo ho visto uscire una decina di nuovi italiani e ho capito che il no avrebbe vinto. Questi erano gli usufruitori dei bonus elargiti anche da questo governo. Questa è un'altra osservazione, ma c'è un'osservazione che volevo fare e che ci riporta a domenica. Ci siamo trovati a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Tu hai scritto 2 articoli per il giornale che invito chi non li avesse letti a recuperare, perché sono 2 articoli che tracciano perfettamente il quadro anche politico e l'interpretazione della giornata e più in generale della figura di Umberto Bossi e l'attualizzazione di essa nei nostri giorni. 2 bellissimi articoli sul giornale di ieri che hai firmato tu, Felice. Ecco, però guardando la cartina regione per regione del voto, viene fuori una sorta di Padania anche in questo voto qui, no? Permettimi la battuta, perché le regioni come la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono le uniche regioni nelle quali ha vinto nettamente il sì, come fu per la devolution e come fu per tante altre riforme del passato che però furono bocciate dal resto d'Italia. Ha un significato politico dal tuo punto di vista questa cartina della Padania? Guarda, io in questi giorni ho chiesto, e non so se nei prossimi giorni avrò la possibilità di discutere appunto della questione settentrionale e della questione meridionale, che tornano palesemente fuori anche prima di questo referendum, ma soprattutto adesso. Nel senso che è chiaro che mentre il Sud ha un'istanza più, come dire, più orientata al no e quindi alla conservazione dello status quo, il Nord, che ha vissuto sulla sua pelle questa mala giustizia, questa perdita di PIL, legittimamente reclamava una riforma della giustizia in quel senso. Quindi questo non è un paese dove chi vive a Reggio Calabria ha le stesse possibilità di chi vive a Pordenone o a Rovigo o a Pontida, evidentemente, o a San Luca, no? Faccio una parentesi, Sì, Reggio Calabria è sì. la tua città dove ha vinto il sì.
Isola Da Vincenzi, Felice all'interno. dando ragione all'analisi di Gratteri, a suo modo di dire. In qualche modo la città si prenderà questa fama di essere una città massonica e mafiosa, senza comprenderne quali sono le vere ragioni. Se uno va a guardare, la città di Reggio Calabria è la città che ha avuto più ingiuste detenzioni ed è anche la città, la procura, che ha speso più soldi in intercettazioni che poi si sono rivelate inutili ai fini della condanna dei soggetti. Per cui tante domandine dovremmo farcele. Nessuno contesta la presenza delle mafie al sud e soprattutto al nord ormai. Nessuno contesta l'utilizzo di alcune tecniche investigative diciamo, purtroppo molto invasive nella privacy delle persone, come le intercettazioni, ma come dico sempre, siamo sempre detti in questi contesti, l'intercettazione non è la prova. L'intercettazione deve essere funzionale alla ricerca della prova. Non è che se io dico che sono mafioso nell'intercettazione, questa è la prova che sono mafioso. L'intercettazione deve servire a capire le prove, a risalire alle prove che dimostrano che io sono mafioso. Quindi il giuramento, il santino bruciato, l'affiliazione, eccetera, eccetera. Se in un paese diviso poni questi quesiti, è chiaro che la sensibilità del singolo italiano, dell'individualista, statalista del sud o dell'imprenditore del nord vengono in qualche modo in attrito. Ecco perché in Parlamento si cerca di contemperare tutte quelle che sono le esigenze del paese, perché è chiaro che sono diverse le sensibilità e sono diversi gli esiti. Nel voto del Sud ha certamente inciso una legittima, evidentemente, affiliazione alle battaglie del dottor Gratteri, percepito giustamente come un grande eroe della lotta alla mafia, e questo è assolutamente pacifico, quindi ci sta che la maggior parte della Calabria abbia raccolto l'appello di Gratteri dicendo chi non è con me è contro di me. Ma non è che il Nord che ha votato sì è contro Gratteri, è contro le storture della giustizia alla Gratteri che purtroppo sfornano innocenti e mala giustizia. Ma tornando al discorso più oggettivo, in una situazione di questo tipo, dove intervengono più fattori, come anche quelli, come dire, economici, culturali, antropologici, è chiaro che il risultato non può che essere preso nella sua interezza, per cui questa riforma è stata bocciata da persone che non hanno capito fino in fondo che cosa volesse realmente dire, da soggetti che hanno giustamente utilizzato questo voto per mandare un segnale di protesta al governo per tanti fattori che non c'entrano nulla con la riforma, la guerra, l'energia, tante altre situazioni che noi sappiamo benissimo. La politica si deve interrogare sul fatto che se non è riuscita a dare questo messaggio a tutto il paese allo stesso modo, ci sono state le interferenze. Le interferenze purtroppo sono che alcune, diciamo, vicende personali e politiche hanno allontanato tanti persone di centrodestra dalle urne, perché tante delle centrodestra si sono astenuti, hanno spostato un po' di indecisi sul no, e hanno convinto alcuni dormienti, alcuni elettori che non andavano al seggio da una vita, o forse è la prima volta che andavano, a votare no per motivi ideologici, politici, economici, culturali. Questo è del tutto legittimo, ma questa è una sfida che la politica deve raccogliere da tutti e due gli schieramenti, senza pensare di potersi intestare tutto il sì o tutto il no a piacimento, perché come sappiamo dentro il sì c'era tanta sinistra, dentro il no, lo dicono i dati, c'è anche tanto centrodestra, e questa forse è la cosa che fa più, diciamo, riflettere, che dentro Forza Italia, che è il partito di Silvio Berlusconi, che è il leader che si è più speso per questo riequilibrio della politica, dei rapporti tra la politica e la magistratura, compromesso dal titolo quinto, dall'abolizione dell'immunità parlamentare e ultimamente dalla riduzione dell'immunità parlamentare, che è stata una scelta scellerata, avrebbe voluto, diciamo, restituire questo equilibrio, e questa riforma, diciamo, aveva in qualche modo questo fine, non ci è riuscito. Non possiamo che analizzare questo risultato. Io personalmente sono contento dell'affluenza, perché vuol dire che la politica, quando entra in temi delicati, genera l'attenzione necessaria, e quindi di fronte a una disaffezione complessiva delle urne, il fatto che tanta gente sia andata a votare è un fatto positivo per la democrazia. Felice, abbiamo meno di un minuto, vorrei chiudere con una notazione sul quadro politico. Le riforme come il premierato e l'autonomia a questo punto si faranno o sarà più difficile farle, secondo te? Punto secondo, il governo vivacchierà
o sarà il caso di andare a elezioni anticipate per dare meno tempo alla sinistra di coalizzarsi, di presentarsi unita? Qualcuno ragiona anche così. Terzo punto, lo butto là, ci vorrebbe più tempo, ma ne abbiamo pochissimo. Qualcuno prevede che addirittura qua questo centrodestra è bollito e finito in prospettiva, e se non scendono in campo Marina o Piersilvio Berlusconi, tanti saluti. L'effetto novità non c'è più. So che ho messo tanta carne al fuoco, ma abbiamo pochissimi secondi. Tu come la vedi? Allora, guarda, secondo me il cammino delle riforme non si ferma, perché questa maggioranza ha nella sua vocazione riformista una delle caratteristiche per cui è stata votata, per cui se non facesse le riforme darebbe meno elementi all'italiano che l'ha votato per rivotarla. Io non credo che questo governo avrà voglia di andare alle elezioni anticipate, perché c'è un percorso da concludere, perché legittimamente anticipare le elezioni sarebbe un segnale di debolezza. Invece questo governo, secondo me, avrebbe più senso a difendere le sue posizioni, stare sul punto, stringendo i bulloni, come dice Giorgia Meloni, che vuol dire tante e vuol dire poco, magari un cambio della guardia, un riequilibrio interno alla maggioranza, vedremo. Quanto al discorso della novità, certamente politicamente la Meloni è durata abbastanza fino ad ora, perché 3 anni e mezzo di fatto di vittorie, tranne questa, ne hanno considerato la leadership. Io non credo ci sia una stanchezza del paese rispetto alla Meloni e al centrodestra, ma certamente le forze nuove che volessero imporsi in questo campo troveranno certamente nel centrodestra un terreno più fertile. La sinistra in questo momento, a mio modesto parere, non è in grado di rappresentare un'alternativa di governo per le divisioni profonde che ci sono, e già sul tema delle primarie, cioè banalmente sulla scelta di chi dovrebbe essere il leader, già si stanno scannando. Il problema di questa sinistra, purtroppo, è che la sua religiosità la pagano sempre gli italiani. Il centrodestra, con tutti i difetti che ha dimostrato in questi 20 anni, 25 anni, 30 anni, una tenuta sul piano dell'unità politica e anche della condivisione di valori che non ha uguali in nessun altro schieramento, in nessun altro paese europeo. Quindi il centrodestra italiano sarebbe, da sciocchi dividerlo. Io penso che se ci fossero nuovi soggetti dentro il centrodestra non dovrebbero dividere, ma eventualmente attirare soggetti che oggi nel centrodestra non si sentono pienamente rappresentati. Allora, grazie a Felice Manti, caporedattore del giornale. Felice, ci sentiamo presto, e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie Felice. Grazie a te per lo spazio, grazie.